Oggi vi voglio parlare di irrigazione, ma irrigazione speciale. Mi viene spesso chiesto se irrigare con l'acqua ferrosa, quella che macchia i marciapiedi, può avere degli effetti negativi anche sull'erba. Allora io non ho fatto altro che chiamare il mio amico Riccardo della GeoGreen, che è uno dei massimi esperti in questo settore, per farmi dire esattamente cosa può succedere se io faccio delle irrigazioni con dell'acqua molto ferrosa. È uno dei tanti non problemi sui prati, perché il prato ama il ferro, assolutamente, per cui quella parte di ferro che c'è nell'acqua darà noie alle strutture, ai pavimenti, alle tubature, Sì? corroderà quelle cose lì, ma al prato fa assolutamente bene. Il ferro è un rinverdente naturale, in parte quel ferro che è contenuto nell'acqua fa questa cosa, per cui assolutamente niente di negativo. Non è amato perché comunque l'acqua con lo spruzzo macchierà tutto quello che circonda il prato, insomma, ma sul prato niente di male. Bene, quindi abbiamo capito che l'acqua ferrosa addirittura è un plus, quindi non vi preoccupate, evitate solamente di far andare gli impianti in zone particolarmente delicate e tutto il resto va bene. Scusate se mi intrometto, Sì. scusate se mi intrometto, ma a voi chiedono mai, ma io ho solo l'acqua col cloro dell'acquedotto che fa male? Ah, ecco, bravo. Diego ha introdotto un'altra bella domanda, un altro Salve bel a tutti. argomento. Allora, il cloro non è esattamente come il ferro, diciamo che è molto molto meno amico del prato che non il ferro stesso. Però io da tanto tempo che vedo tanti giardini irrigati con acqua dell'acquedotto, la quantità di cloro contenuta nell'acqua dell'acquedotto per fare da disinfettante è talmente bassa che non ha, a mia memoria, mai dato problemi. Poi il cloro evapora Assolutamente. E poi altrimenti ci farebbe male anche a noi, no? E dopo una bella pioggia viene comunque dilavato anche lui. Però la cosa più vistosa che di solito fanno le acque dell'acquedotto, soprattutto di zone dove c'è acqua dura, è proprio l'accumulo di calcare, ma sulle foglie del prato anche questo è un caso abbastanza... No. Anche il rosso di cui parlavamo prima, il rosso del ferro, è il calcare che ha una piccola percentuale di ferro e con l'ossigeno si ossida. Perché io anche quando irrigavamo i prati, tutte le nostre attrezzature con l'acqua, chiamiamola ferrosa, diventavano rosse. Per lavare le macchine, le attrezzature che diventavano un rosso omogeneo, bastava dare del via cal. Io toglievo il calcare e toglievo anche il ferro. Sono questi carbonati questo calcare che si solidifica, che avendo una piccola percentuale di ferro, il ferro si ossida facilmente con l'ossigeno, diventano rossi.